Salone del Canova ed altre opere d'arte a Palazzo. Con il duplice obiettivo di arricchire l'arredo dei saloni di Palazzo Ferrofini e di partecipare al restauro e al mantenimento delle numerose opere d'arte non in esposizione, nel corso degli anni la Fondazione Musei Civici di Venezia ha concesso in comodato d'uso diversi dipinti e bassorilievi. In particolare, il Consiglio regionale ha acquisito 4 bassorilievi in gesso di Antonio Canova, Possagno 1757, Venezia 1822, provenienti dal Museo Correr e collocati nel Portego Fini, che ha quindi assunto la nuova denominazione di Salone Canova. Le opere sono La danza dei figli di Alcino, da Omero, Odissea, libro ottavo, 1790-1792. Socrate beve la cicuta, da Platone, Fedone, 1787-1790. La speranza e la carità, dal monumento funebre a Papa Clemente XIII, rezzonico in San Pietro a Roma, 1783-1792. Sono stati inoltre concessi i 2 dipinti di Alessandro Varotari, detto il Padovanino, Padova 1588, Venezia 1649. Gruppo mitologico, Amore e Venere e Amore e Flora, entrambi olio su tela del periodo 1645-1650, sistemati nello studio del Presidente del Consiglio, e il dipinto Battaglia di Chioggia, attribuito al pittore fiammingo Alessandro Grevenbroich, 1667-1747, collocato al piano terra, al lato dello scalone moresco, accanto al nuovo ascensore.